Bene, eccoci come sempre al nostro spazio dedicato per il memento, appunto dedicato a temi di cui ci siamo già occupati nel corso della nostra trasmissione. Questa sera, Ermanno, torniamo a parlare di Assange. Julian Assange, lo ricordiamo tutte le settimane. Ospite certo, silenzioso che ormai da diversi anni stiamo proponendo come un problema di democrazia e di libertà. Prego. Certo, assolutamente. Assange, che ormai è da oltre 10 anni in carcere, è in attesa di estradizione negli Stati Uniti, dove è stato condannato a 175 anni di carcere con la colpa di aver fatto il suo lavoro, di aver raccontato la verità, verità che evidentemente agli Stati Uniti non sta bene che sia diffusa. Ma diciamo la verità cosa vuol dire? Vuol dire che l'informazione a volte si ferma a certi livelli, non prosegue, non va avanti, quindi noi abbiamo una percezione della realtà che è totalmente diversa, perché certe cose se non le dici non esistono e allora non si capisce mai in una guerra chi è effettivamente la fomenta oppure chi la subisce, perché spesso chi la subisce è il colpevole. È colpevole, ma non è colpevole vero. E chi fomenta la guerra è vero colpevole, perché prima di arrivare alla guerra si può trattare fino alla totale, diciamo, pacificazione delle parti. E c'era l'ONU per farlo. L'ONU ormai è stato cancellato, certo, ed è una delle drammi, e certamente non l'abbiamo fatto noi, ma nemmeno Assange. Certo. Assange è uno che vuole informare la gente. Il crimine di Assange è voglio informare la gente, ma dare un'informazione il più possibile completa sulla cosa. Poi le persone giudicheranno, ma naturalmente chi ha il potere non vuole il giudizio delle persone, bisogna condizionarle e questo è il problema. Certo, ma Assange per questo resta in carcere e noi appunto ormai da tempo ci stiamo, come dire, battendo per la sua liberazione, per la sua scarcerazione, ma anche Venezia si è mobilitata per Julian Assange, un gruppo di figure del mondo della cultura si è attivata anche perché Julian Assange e la situazione di Julian Assange venga sempre più anche divulgata. Lo scorso anno a Venezia, nella Biennale, c'è stata un'esposizione, un'esposizione appunto di un pittore, Milton Manetas, che appunto si è occupato proprio appunto della questione di Julian Assange, e di questo noi parliamo stasera in questo memento assieme all'avvocato Giorgio Supiei. Buonasera e grazie di essere con noi. Buonasera, che è uno storico, possiamo dire così, della cultura veneziana, e con Michele Gervasuti. Buonasera, grazie anche a lei di essere con noi, fondatore della Fondazione Gervasuti a Venezia, dove è stata ospitata questa mostra, giusto? Ecco, un'iniziativa che... perché avete sposato questa iniziativa? Io sono stato contattato da Diem25, questa organizzazione paneuropea di cui fa parte Varoufakis, l'ex ministro greco, amico tra l'altro di Manetas, e poi c'è Slavoj Zizek, il grande intellettuale sloveno, filosofo forse tra i più importanti al mondo, e fa parte anche Roger Waters, il leader dei Pink Floyd, che così tanto si è battuto contro le guerre, con il suo album The Wall, e anche adesso durante i concerti ricorda sempre la liberazione e la scarcerazione di Assange. E appena mi hanno contattato io ho accettato immediatamente, anzi con grande entusiasmo. Certo. Ecco, questo è molto importante, perché se ci muoviamo tutti riusciamo sicuramente a incidere su questo tipo di condanna che non ha avuto un vero processo, le cause reali non sono state presentate e quindi è praticamente un sequestro di persona. Ma il problema più importante è quello di liberare adesso Assange
non evitare che vada negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti stanno dicendo, e gli va comodo questa situazione, non datecelo subito, ce lo darete tra 3, 5, 7 anni, tanto si sconta la pena, la gente si dimentica e noi abbiamo risolto il problema. E invece bisogna che l'Inghilterra, non tanto gli Stati, ma l'Inghilterra prenda consapevolezza, e io mi aspettavo che questo lo facesse la regina Elisabetta, perché sembrava, a detta degli inglesi, fosse super partes. Abbiamo constatato che non è così. Giorgio Suplei, cosa bisogna fare? Cosa è successo a Venezia? Perché questa sensibilità nei confronti di questo personaggio? Allora vorrei dare una slogan, no? Libero Assange, liberi noi, perché lui ci ha informato. Prego. Forse la sensibilità, la cultura, l'educazione veneziana induce a essere attenti a quello che avviene nel mondo. Non solo la curiosità che hanno sempre avuto i veneziani da viaggiatori è quella che li ha spinti a viaggiare e a diventare mercanti, ce l'abbiamo forse ancora nel DNA a Venezia. C'è un'associazione assai interessante che si chiama I Cittadini Non Distratti, per esempio a Venezia, e che si occupa di tutto quello che avviene in città. Fra le cose alle quali non si può stare assenti è proprio questo, della libertà di informazione, che non è solo un problema di Assange che è stato incarcerato, perché insieme a lui vengono incarcerate anche le nostre curiosità. Se tu blocchi l'informazione, la possibilità di raccontare la verità di quel che avviene nel mondo, perché ci sono potentati economici che non vogliono che questo arrivi, siamo noi influenzati direttamente. E un'attualizzazione di questa sensibilità e di questa attenzione che forse a Venezia nell'associazionismo, forse perché abbiamo queste tradizioni culturali, ma abbiamo anche un sacco di problematiche e di sofferenze da risolvere, per cui siamo in tanti nell'associazionismo culturale attenti a ciò che avviene nel mondo. Mi è venuta in mente quando, sentendo i telegiornali di un paio di giorni fa, si diceva forse la vetrina internazionale più importante che c'è il Festival di Sanremo, e invitiamo il capo del governo ucraino, eccetera, eccetera, una presenza al Festival di Sanremo. E ho detto, ma se è vero che il Festival di Sanremo è una vetrina internazionale in grado di portare non solo canzoni ma anche cultura e problemi che incidono nei diritti umani, nei diritti dell'uomo e in quelli del diritto all'informazione che è di tutti, forse è bello che a una questione, un problema come quello della carcerazione di Assange, con queste motivazioni come si è sviluppata la vicenda in passato, faccia parte di quella vetrina. Per cui oggi mi è venuta l'idea e credo che cercheremo di prendere contatto immediato con gli organizzatori del festival per capire se intendono invitare anche e per sottoporre all'informazione internazionale, visto che è una vetrina che guarda il mondo, quello di Sanremo, anche questa problematica. Certamente, ma questa problematica passerà, certamente potrebbero ospitare Assange, ma naturalmente questo è impossibile, quindi verrà ospitata probabilmente la moglie di Assange. Sì, noi abbiamo subito contattato la moglie, ho chiamato Miltos Manitas, sì, che ha fatto una chat con la moglie e mi ha contattato subito anche la sua segretaria per chiedermi, e io appunto l'ho informata di quello che abbiamo intenzione di fare. E trovo che anzi sia molto più importante che la presenza di Assange di quella di Zelensky sì. Personalmente io credo che sia veramente, come diceva lei prima, una questione di libertà di tutti noi. Certo, ed è essenziale questo, ma soprattutto è essenziale che i politici si rendano conto che c'è una sensibilità da parte della popolazione che non si condiziona alle 4 chiacchiere che vengono raccontate, ma che percepisce quelli che sono i diritti di una vittima, ma anche i propri diritti in questo caso. Giusto, Avvocato Suplei? Certo, perché quello che dicevamo prima è che il bloccare l'informazione è bloccare la sensibilità non solo
culturale, ma è proprio qualche cosa che fa parte del DNA dell'uomo intelligente. Tu devi poter conoscere, devi poter sapere e devi poter partecipare con la tua volontà, col tuo spirito, con quello che puoi lasciare nella tua vita al mondo per poter essere presente. Un uomo vive intanto in quanto partecipa al creato, a quello che avviene, a quello che succede. Se non ci partecipa o vengono distorti i meccanismi di partecipazione, queste sono cose che non va bene, incidono sulla libertà, che è la cosa più importante che abbiamo. Certo. Non solo perché l'ha cantata Dante. Ma la libertà va cercando che si cara a chi per lei vita rifiuta, ci si fa ammazzare per la libertà. Certo, ma c'è anche un cantate recente che dice la democrazia è partecipazione. Giusto? Ecco. E quindi io vi ringrazio per questa breve apertura, vi chiedo di, se è possibile poi la prossima volta, il prossimo venerdì, avervi di nuovo ospiti e se è possibile anche avere come ospite la moglie di Assange e così possiamo preparare, diciamo oggi l'abbiamo fatto un po' in fretta, preparare una presentazione di Assange perché ci sono già la produzione di 2 film su Assange, uno recente e uno già girato da qualche anno e quindi far vedere chi è questa figura e come lui si è mosso senza nessun interesse economico. Bravissimo. Per riuscire a darci quell'informazione che a noi mancava. Grazie. Certo, grazie a voi e viva la libertà. Sì, certo, ed è emblematico che la richiesta di estradizione e la condanna ad Assange arrivi da quella che è un paese che, come dire, ci ha insegnato la democrazia. Ci ha insegnato la democrazia, cioè gli Stati Uniti. Tocqueville, no? Si ribalta nella tomba. Certo. Certo. Io vorrei dire una cosa, che colgo l'occasione, appunto siamo in un momento di politically correct, di discriminazione al contrario, come dite voi. E questo cancel culture che ha portato, lo soprannomino con molto sarcasmo, il bigottismo della tolleranza. Quindi sono arrivati al paradosso che hanno ribaltato con la disinformazione che danno e sono riusciti a creare di Assange in realtà un paradosso. Quindi è una cosa terribile quella che accade e è un dovere civico al nostro, come diceva lei, come ha fatto Assange non l'ha fatto per tornaconti e per interesse e noi abbiamo fatto lo stesso col padiglione. Grazie allora all'avvocato Giorgio Supiei e a Michele Gervasuti per essere stati con noi. Adesso noi abbiamo un attimo di pubblicità e dopo ritorniamo con un'altra parte del Memento che questa sera appunto è diviso in 3 parti e parleremo di un'eccellenza padovana, dell'Istituto Oncologico Veneto e parleremo col fondatore. Col fondatore, certamente, esattamente. Professore Ermanno Ancona. Sicuramente tra poco.